il PNRR e i corpi intermedi. Corriere del Veneto, 22 luglio 2021. Quello che più interessa del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, PNRR, non è l'ingente flusso di risorse che renderà disponibili per la società civile e la comunità economica, in parte a debito, ma l'eredità che ci lascerà. La transizione ecologica, la trasformazione digitale del paese, l'innovazione del sistema produttivo, la coesione tra persone e fra territori. Affinché le missioni del PNRR si realizzino in pieno, alle elite spettano due compiti. Il primo è saper esprimere una progettualità alta, capace di interpretare l'eccezionalità del momento e di cogliere le opportunità offerte dall'accesso alle risorse. Il secondo è redigere un piano esecutivo strutturato su diversi orizzonti temporali, lungo, medio e breve termine, che sia autenticamente nazional-popolare, che accompagni tutte le persone in modo equo e senza lasciarne indietro nemmeno una. Il principale interlocutore delle elite siano i corpi intermedi e questa diventi la loro occasione per riprendersi il ruolo che a loro spetta, comprendere le variegate e mutevoli esigenze della società, organizzarle e promuoverle, contribuire a soddisfarle. Alcune recenti esperienze venete ci dicono che siamo sulla buona strada. Il 13 luglio, a Padova, è stato firmato il protocollo d'intesa tra SMACT, il Competence Center del Triveneto voluto dal Mise, e i principali attori e corpi intermedi di città e provincia. Non solo comune, provincia e università, ma soprattutto Camera di Commercio, associazioni datoriali e sindacati. L'obiettivo è portare grandi masse di lavoratori e lavoratrici nelle live demo di SMACT per accedere a un approccio originale alla formazione che permette di acquisire nuove conoscenze, adesso lo so, e di trasformarle in skill, adesso lo so fare, in tempi rapidi. È la formazione plug and play che può facilitare la giusta transizione. Il 9 giugno FIM-CISL del Veneto ha coinvolto una decina di direzioni del personale di medie e grandi imprese metalmeccaniche in una iniziativa chiamata la sostenibile digitalizzazione, con un doppio scopo. Da una parte, individuare insieme quali sono le conoscenze e le skill che serviranno alle maestranze delle nostre fabbriche nell'ottica del PNRR. Dall'altro, definire approcci e contenuti di progetti formativi mirati per i differenti segmenti di popolazione aziendale, affinché tutti possano contribuire alla transizione ecologica e alla trasformazione digitale. L'eco dell'iniziativa è arrivata a Roberto Benaglia, segretario generale FIM-CISL nazionale, che l'ha pubblicamente lodata e così facendo candida il nostro territorio a laboratorio di sperimentazione per il prossimo futuro. In alcune province venete, infine, a luglio un paio di associazioni datoriali che rappresentano il sistema dell'artigianato e delle piccole imprese hanno avviato processi di ridisegno dei flussi di lavoro interni e di formazione interna sui contenuti del PNRR con l'obiettivo di preparare le strutture e il personale alla sfida che inizierà nei prossimi mesi. Diventare attori qualificati per dialogare con le amministrazioni pubbliche che gestiranno le risorse del PNRR, supportare le piccole e microimprese nell'adeguamento dei modelli di business e di produzione e nel cambiamento organizzativo necessari per fare in modo che tutte le categorie di tutte le filiere possano ambire ad accedere alle risorse allocate negli oltre 300 interventi in cui si articolano le 6 missioni del PNRR. Quello che i corpi intermedi stanno facendo fa ben sperare sulla loro capacità di essere gli interlocutori privilegiati delle elite. Ma le elite saranno all'altezza? Io penso di sì, a condizione che riescano a trovare luoghi e modalità per portare a sistema intuizioni dirompenti, visioni illuminate e competenze specialistiche, come stanno provando a fare sindacati, imprese e associazioni datoriali.